Sponsored by Costa Marina Case Vacanze, B&B e ristorante a Peschici Gargano. Info 348 83 29 295 costamarinapeschici.it. Impresa Valassi Fermo e Franco. L'arte di costruire e ristrutturare. www.valassiff.it. Trattoria Cantù dal 1897 alle Fornasette di Olginate. trattoriacantù.com. Studio dentistico Caponero Dottor Livio. Sulla bocca di tutti. caponerolivio.it. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como. 340 22 45 235 trevahome.it. Lecco e Pro Patria si sfidano alla Riga Monticeppi per una partita che i blucelesti vogliono vincere per porre fine a un tabù che dura dal 2010. Allora è datata l'ultima vittoria, mentre sono arrivate poi 12 sconfitte per i blucelesti contro i Bustocchi. Vuole anche la formazione di Zironelli rimediare alla brutta sconfitta di Trieste di domenica scorsa. La Pro Patria vuole migliorare la propria classifica. Zambataro, passato un minuto, scende forte a sinistra, sterza, va sul destro, pallone a rimorchio in area, non la prende nessuno. Masini se la giusta e poi con il destro in diagonale, complice anche una difesa della Pro Patria non irresistibile. Non sono andati a chiudere sulla 27 bluceleste, poi il tiro non irresistibile si insacca comunque per il vantaggio dei padroni di casa quando è passato poco più di un minuto dall'inizio del match. Patrizio Masini alla seconda marcatura stagionale, esulta sotto lo spicchio dei tifosi in curva nord. Ha il tempo Masini per aggiustarsela dopo un controllo non eccezionale. Poi qui il portiere Mangano non è perfetto nel controllo ed è vantaggio per il Lecco, che poi si distende bene ancora. Zeliak la mette dentro, Mastroianni viene anticipato all'ultimo minuto. Poi ancora il Lecco che gioca bene nel primo quarto d'ora. Iocolano sulla sinistra, Zambataro si sovrappone, va però per vie centrali. Iocolano non la recupera dopo un primo errore, tenta l'imbucata e per poco non riesce a servire la corrente. Masini a destra, 22esimo, ci prova la Pro Patria. Centralmente il pallone è sempre di prima, arriva Stanzani che si gira e dopo una serie di tocchi in verticale colpisce l'incrocio dei pali. Bella azione tutta di prima della Pro Patria. A Pissardo battuto, l'incrocio dei pali salva sul tiro di Stanzani. La porta del Lecco, Tordini apre bene a destra dove arriva Zelia, che poi segue lo svolgimento dell'azione ma si mangia il raddoppio. Il 32 bluceleste, c'è il grande intervento di Mangano, ma Tordini poteva fare meglio. Aveva tutta la porta davanti. Zambataro, buono il suo primo tempo, le finte, poi la palla sul mancino dentro il pallone. Mangano con i pugni, poi arriva un alleggerimento di Lora. Il pallone che finisce direttamente in curva nord. Iocolano su calcio di punizione. Mangano si oppone. Un controllo però. Ripartenza al 40esimo del Lecco, la spinge Iocolano. Sulla destra si apre il Lecco con il pallone di Mastroianni e poi Zambataro che non riesce sul rimpallo a battere Mangano. Grande però occasione ancora per il Lecco. 47esimo. Dentro il pallone ci prova la Pro Patria che aggredisce subito bene il tiro di Bertoni. La grande parata di Pissardo. Pro Patria che aggredisce bene la ripresa. Mette in difficoltà il Lecco nel primo quarto d'ora. Con i cambi 3 dalla panchina voluti da Mister Prina. Stanzani ancora strozzata però la sua conclusione questa volta sempre con il destro d'interno, poi calcio d'angolo, arriva Saporetti di testa e sfiora il palo. Questa è la migliore occasione per la Pro Patria nella ripresa, vicinissima al pareggio di un nulla. 70esimo, i cambi anche dalla panchina del Lecco. Buso mettono in difficoltà la retroguardia della Pro Patria, dentro il pallone, poi pasticciano i difensori della Pro Patria. Masini va alla conclusione deviata, provvidenziale perché il tiro andava sul palo lontano. 77esimo, scende a sinistra Buso che poi sterza, si porta il pallone sul destro, il diagonale però non è potente, non impensierisce Mangano. 79esimo, Galli dentro il pallone con il mancino, una serie di tocchi, poi scontro in area, cadono due giocatori della Pro Patria, c'è però il fallo ai danni di Kraja, questo viene fischiato dal direttore di gara. Qui le immagini ci mostrano assolutamente non esserci il fallo
del centrocampista del Lecco. Buono anche il suo impatto dalla panchina. Ancora Lecco all'88esimo, il pallone sulla corsa di Giudici che entra in area, Giudici il diagonale vincente e la chiude il numero 7. 2-0 Lecco all'88esimo, la sgroppata vincente di Luca Giudici, anch'egli è entrato dalla panchina con un buonissimo impatto sulla gara. 2-0 per il Lecco. I cambi dalla panchina di Zironelli permettono di aggredire bene gli spazi aperti concessi dalla Pro Patria nel tentativo di riacciuffare la parità. Lecco continua a insistere, non è pago. All'89esimo Petrovic allarga per Buso, dentro il pallone ancora a cercare Petrovic, c'è una serie di rimpalli qui. Mangano se la prende con i suoi difensori, non si capiscono, allora mette d'accordo tutti Kraia che realizza il gol del 3-0. Il Lecco la chiude definitivamente e arrotonda il punteggio. Una splendida partita per i blucelesti di Mauro Zironelli, convincenti dal primo all'ultimo minuto, con abiti diversi a livello tattico e anche di interpreti con i cambi dalla panchina. Qui però davvero rivedibile il pasticcio tra i difensori della Pro Patria e il portiere Mangano. 3-0, Lecco che nel finale va ancora avanti con un'azione sulla sinistra sempre per Giudici che finisce a terra, niente di fatto. Finisce la partita 3-0, il Lecco ritrova i 3 punti dopo la sconfitta di Trieste, ma soprattutto pone fine a un tabù che durava 11 anni contro la Pro Patria e può festeggiare di fronte al pubblico del Rigamonti Ceppi.